Perché un'iniziativa come questa è come quando tu ti candidi, visto che sono sindaco, come quando ti candidi a sindaco, quando fai il sindaco mantieni la tua idea, però sei il sindaco di tutti e appartieni a tutti. E quindi anche quando si parla di premierato e di premiership devi farlo per tutti, senza distinzione di ideologia. Oltre alla Lega a rappresentare l'intero centrodestra e tutti gli italiani, a Mantova il sindaco di Verona Flavio Tosi lancia ufficialmente la sua candidatura a premier, partendo dalla constatazione del fallimento dell'intera classe politica, a destra come a sinistra. Se i cittadini hanno votato Beppe Grillo alle ultime elezioni, l'hanno votato perché non potevano votare altro, perché hanno scelto di andare per disperazione, per protesta, per rabbia a votare Beppe Grillo, perché la politica non ha saputo offrire qualcosa di meglio. L'invito è a superare la contrapposizione tra destra e sinistra, ma anche quella tra nord e sud, introducendo nuove regole per tutti, dal tema del federalismo e dei costi standard cari al governatore Luca Zaia, al drastico taglio della spesa pubblica, partendo dalla vendita delle riserve auree del patrimonio immobiliare dello Stato per abbassare le tasse. Una delle cose che si dovranno fare è ridurre le pensioni d'oro, ridurre gli stipendi d'oro dei manager pubblici e alzare le pensioni minime della povera gente che è alla fame e non riesce a pagare l'affitto. Tosi si impegna anche a riformare le istituzioni, introducendo il limite dei 2 mandati per tutti i parlamentari e abolendo i senatori a vita, ma soprattutto sforbiciando gli stipendi. Io mi impegno per me stesso, ma lo dovranno fare pubblicamente tutti quelli che faranno questa scelta, a ridursi lo stipendio a una cifra normale, perché con quelle cifre che oggi sono le retribuzioni è un insulto alle famiglie normali, e prendere 1.000 euro